Maggio sarà questa la scadenza vera, quella che, al di là di sanzioni e divieti all'entrata a scuola, mostrerà se la legge che obbliga la vaccinazione avrà dato i suoi frutti, ovvero l'aumento della copertura vaccinale tra i minori. Questo almeno a Vicenza e in Veneto. Nel resto del paese, privo di anagrafe vaccinale, la data che si guarda è proprio il 12 marzo, perché i termini sono scaduti e qualche bambino è rimasto fuori dalla scuola per l'infanzia. I prossimi passi a Vicenza prevedono per il 20 marzo il sollecito da parte delle scuole a chi non è in regola ed entro il 30 aprile la comunicazione all'ULSS di che è ancora un fuorilegge del vaccino. Nell'ULSS Berica, dato ultimo il 31 di gennaio, 2700 bambini erano ancora in parte o totalmente non vaccinati. Eravamo circa su 2700 inadempienti, sia parziali che totali. A tutt'oggi probabilmente avremmo recuperato qualche posizione, però verosimilmente forse verso il mese di maggio saremo in grado di dire quanto abbiamo recuperato. Poche posizioni recuperate al momento. Non è dappertutto centrato quel famoso 95% soglia di immunità di gregge che proprio tra Vicenza e Treviso, zoccolo Novax, stenta ad essere raggiunto se non a macchia di leopardo. Si arriverà per la scadenza alla copertura vaccinale? Direi che ce l'abbiamo quasi già nella realtà dell'ex 5, in questa realtà siamo un pochino più bassi. Intanto l'ULSS Vicentina prosegue con la vaccinazione straordinaria delle chiamate attive. Dunque si deve attendere ancora. Al momento però i dati non sono così esaltanti. Se noi abbiamo risultati concreti di un incremento, di un aumento della percentuale di vaccinati, non particolarmente rilevante, direi modesta.